Scendono i fumatori ma aumenta il consumo di sigarette di contrabbando che ormai arrivano anche a domicilio via web. In Europa il tema è pesante anche in termini di danni all'erario. In paesi come la Francia un terzo delle sigarette consumate è illegale. Traffici che utilizzano gli stessi canali per la gestione degli stupefacenti o anche dell'immigrazione irregolare da parte delle organizzazioni criminali e mafiose. In Italia il tema è seguito da anni, tanto che si è ridotto almeno del 2% il volume del commercio illegale del tabacco. A Padova il tavolo maciste per il monitoraggio del traffico illecito di tabacchi della Fondazione Osservatorio sulle agromafie ha tracciato il quadro della situazione in Veneto. L'Italia in particolare è un paese dove si consuma poco tabacco di contrabbando, ma è un paese in cui si effettuano i maggiori sequestri a livello europeo. Questo significa che il nostro paese è un centro, è uno snodo dei traffici che dal Nord Africa e dal sud-est asiatico invadono i paesi del nord Europa. Noi come settore privato ci siamo impegnati attraverso l'organizzazione di un ufficio di professionisti che si occupa di prevenzione del commercio illecito. Al tempo stesso ci siamo impegnati con accordi di filiera di lungo periodo per l'acquisto di metà del tabacco italiano fino al 2034 per un esborso pari ad 1 miliardo di euro ed infine attraverso l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione. Quali sono i metodi per prevenire il contrasto illecito di tabacco? Ridurre i passaggi è fondamentale per far sì che non ci siano infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ed al tempo stesso affidarsi ad una rete affidabile quale la Federazione Italiana Tabaccai per la vendita del prodotto finito. Il nostro territorio da un punto di vista agricolo è un forte produttore di tabacco, va tutelato in modo che non si insinuino appunto le mafie per togliere dal sistema del libero mercato risorse. Noi abbiamo al primo posto regioni come il Friuli Venezia Giulia, come la Campania e la Sicilia. Ecco, in questo senso il Veneto è virtuoso. Sono 16 miliardi e mezzo le perdite fiscali a livello europeo. E che cosa si può fare? Si può fare molto in termini di comunicazione e cultura. È uno di quei settori nei quali la criminalità organizzata come anche la camorra e l''ndrangheta si insinuano e anche perché l'Italia per la sua conformazione geografica si presta anche a favorire queste rotte del traffico illecito e credo che sia anche altrettanto strategico rafforzare la cooperazione internazionale con gli organismi che si occupano della materia, ringraziando sempre la straordinaria attività che le forze dell'ordine, in particolare la Guardia di Finanza, svolge in questo settore. È un sistema che funziona, però lo dobbiamo implementare anche rispetto a una comunità europea che a volte ancora oggi è un po' rigida da questo punto di vista sul discorso della tracciabilità, per cui questa sarà anche una nostra grossa battaglia che vorremmo portare anche nei prossimi mesi a Bruxelles per cercare per una volta definitiva di riuscire ad avere una tracciabilità completa che poi di conseguenza dà sicurezza alimentare da una parte, ma soprattutto dà anche ristoro e economia al mondo agricolo che oggi sta vivendo, come abbiamo detto anche nel convegno, un momento di difficoltà a causa anche dei grandi cambiamenti climatici che ci sono in corso.